relatori ci hanno proposto già indica che siamo in una discussione diversa da quella che solitamente si è fatta negli ultimi 100 anni sull'indipendentismo. Il tema del bastare a se stessi non nasce all'interno di un movimento politico, nasce a Cagliari e la parola bastare a se stessi e l'interrogativo può la Sardegna bastare a se stessa, no? Che abbiamo poi sentito ripetere recentemente, nasce 100 anni fa, nel 1913, in una relazione fatta all'Associazione Industriali di Cagliari. Allora non c'era l'Associazione Industriali, era la Camera di Commercio che riuniva tutte le varie categorie e si posero il problema, la domanda: se la Sardegna fosse da sola potrebbe andare avanti? Quindi era una domanda fatta in un contesto economico. Questa risposta arriva dopo una ondata critica per la Sardegna che è periodica. In quel caso l'ondata critica era dopo la legge dell'Ittudente dell'800, la crisi della peronospera, la chiusura delle frontiere con la Francia che a noi aveva portato ricchezza in funzione del triangolo industriale, quindi la crisi dell'agricoltura delle regioni d'Italia dove non c'era industria e dove invece c'era agricoltura, soprattutto le isole e il Mezzogiorno, e questo era l'aspetto conclusivo. Noi possiamo pensare la storia del rapporto tra la Sardegna e l'Italia come quella che stiamo vivendo oggi. Ma i cicli si possono ricostruire, avessimo tempo e facessimo una lezione storica, una grande crisi, un rivolgersi allo Stato, la delusione della risposta offerta dallo Stato e la domanda dell'indipendenza. Ma immediatamente dopo scatta il problema. Ma di che cosa viviamo? Ecco, io faccio un altro giro di domande, visto che vi devo mettere in mezzo alla discussione. Perché? Che risposta dà questo libro a questa domanda? Perché non si inizia dall'economia? Vi faccio vedere una foto di un giornale che era quotidiano allora, che è il Solco, il giornale del Partito Sardo d'Azione. Questa è la prima pagina del 7 maggio 1922. E qui chi lancia il dibattito, che poi avrà un seguito, durerà per 2 mesi, è il responsabile dei combattenti, che è Antonio Puzzolu, che poi divenne sottosegretario sotto il fascismo, eccetera, eccetera. Ed è uno dei tanti dibattiti che poi si sono susseguiti nel tempo. Questo direi che dopo quella relazione proposta all'interno della Camera di Commercio, questo è il secondo dibattito di grande ampiezza. Ma per dirvi qual è un intervento su questo dibattito, vi leggo un intervento del 20 giugno 1922, solo un pezzettino. I fondatori e i teorici del Partito Sardo, quando si sono trovati nella necessità di dare all'organizzazione dei combattenti sardi un programma politico, hanno attraversato un momento di crudele imbarazzo. 2 strade si schiudevano dinanzi ad essi, piene entrambe di pericoli e di responsabilità: o secondare le aspirazioni nettamente separatistiche della massa, alimentate dall'energica propaganda della trincea, o contrastare apertamente in nome delle idealità nazionali italiane. Se la scelta fosse stata affidata completamente a sardi autentici per razza, per sentimento e per educazione, se altri fattori non fossero intervenuti subito a sviare l'attenzione di coloro che dovevano decidere da così formidabile dilemma, essa non poteva essere dubbia. Sfortunatamente gli arbitri della decisione sono stati degli italiani, degli intellettuali, degli ufficiali sardi educati, modificati, fatti uomini dalla scuola italiana, che di sardo non conservavano che il nome. È un articolo terribile, che quasi mai è stato preso in considerazione dagli storici, perché questo signor Riccardo Farris poi non aveva più un ruolo politico. E siccome ho iniziato dicendo che questo è il primo libro scritto da un intellettuale non politico, vi leggo
No, non si legge la risposta perché la fotocopia non lo permette. Ricordi sicuramente. No, sono 10 righette che non posso, sono abituato a citazioni precise, non a... Ecco, ho fatto questa citazione per fare due affermazioni. Primo, del fatto che la discussione sul tema bastare a se stessi è antica, è almeno di 100 anni e ci accompagna in tutta la contemporaneità. Secondo, che questo parte normalmente dalla paura di non sopravvivere, quando invece c'è tutta una discussione antichissima in Sardegna se noi siamo poveri perché non siamo liberi o siamo poveri perché siamo oppressi. Ma la discussione non è degli ultimi 100 anni, questa è una discussione del IV secolo a.C. ed è una discussione in un testo greco scritto da un discepolo di Aristotele. Questo testo restò e venne fatto proprio da Montesquieu nel suo importantissimo saggio, in cui procede per brevissimi capitoli. Questo capitolo è intitolato Della libertà delle nazioni e come esempio del fatto che la prosperità consegue alla libertà fa l'esempio dei Sardi nel IV secolo a.C. Dice, vedete, i Sardi erano un popolo liberissimo, poi sono arrivati i cartaginesi, i greci erano formidabili nemici dei cartaginesi e si scontrarono sia in Sardegna, ma soprattutto si scontrarono in Sicilia, ma dice, ma vedete, arrivarono i cartaginesi, la prima cosa che fecero fu nelle pianure fertili far distruggere tutti gli alberi, abolire tutti gli alberi da frutto e le foreste, in modo che loro potessero coltivare il grano. Una regione fertilissima e ricchissima è diventata poverissima, conseguenza la lezione di Montesquieu a tutto il mondo, no? Se volete essere ricchi siate liberi. E procediamo. Questo dibattito poi ha fatto dei calcoli che sono arrivati fino ai calcoli che oggi chiediamo. Si dice che abbia uno studio sulla possibilità che la Sardegna viva da sola, fatta dall'onorevole Floris, già presidente della regione. Altri calcoli li si attribuiscono all'onorevole Solu quando era presidente. Questi calcoli non sono stati resi pubblici. Però, per esempio, dopo la seconda guerra mondiale fece uno studio su se la Sardegna potesse bastare a se stessa, il titolo del libretto è Può la Sardegna bastare a se stesso, fu fatto dal vice sovrintendente alle tasse. In questo momento non ho presente il nome, ma mi verrà nel prossimo passaggio, eventualmente se mi viene in mente dirò anche il nome se qualcuno lo volesse cercare. Arrivo quindi al dunque. Perché oggi possiamo permetterci questo libro così, che non pone il problema economico e che sembra che ha acquisito che il problema dell'indipendenza sta tutto in queste frasi? Prosa indipendenza è un atto di fede, di speranza e di amore e di carità, di amore per un'impresa. Cioè è come dire che se noi non abbiamo l'indipendenza è perché non abbiamo né fede né speranza né carità. È un'affermazione durissima questa, ma siccome la fede, la speranza e la carità sono le virtù teologali, cioè se non ci sono queste tre virtù non c'è il cristianesimo. Cosa significa che non c'è stato il cristianesimo in Sardegna? Sì, c'è una tesi di Marchisio Bandino, non scritta qui, che sostiene, io sono d'accordo, ci sono arrivato attraverso altri tipi di studi, che per il modo come è arrivato in Sardegna il cristianesimo non è arrivato nell'ovile, e siccome il popolo sardo per tantissimo tempo ha lavorato negli ovili, allora si impone tutto il problema, ma qui apriremmo un altro filone di ragionamento, però non è poi così lontano.
Quindi ci può essere l'indipendenza senza porci drammaticamente il problema di sopravvivere economicamente.